Amici carissimi, Nato Azzurra e Meteo Brollo, buon pomeriggio a tutti e bentornati con una piccola anticipazione sul maltempo di oggi pomeriggio sera. La perturbazione sta interessando in questo momento la parte centrale del pianura padana e si sviluppa dalla Liguria, Toscana, fin verso le regioni alpine e anche l'Austria. È in lento ma progressivo movimento da ovest verso est e dovrebbe impattare la nostra regione tra il pomeriggio e sera. Quindi ci aspettiamo ovviamente un rinforzo del vento di scirocco che toccherà anche 35 nodi proprio in concomitanza della fase precipitativa che sembra attestarsi in questo momento tra le 5 e 5 e mezzo del pomeriggio fin verso le 22-23 di oggi pomeriggio. Il maltempo ovviamente sarà molto più forte nella fascia pedemontana e centrale padana proprio perché i venti tendono a spingere il corpo nuvoloso naturalmente da sud verso nord e quindi impatta tranquillamente sulle montagne e li scarica ovviamente la fase più forte precipitativa. Abbondanti nevicate sono segnalate e naturalmente stanno interessando buona parte dell'arco alpino a quote veramente interessanti. Pensate che in Piemonte sta nevicando a 250 metri, quindi ovviamente c'è da aspettarsi anche un rientro di aria molto più fredda dopo il passaggio perturbato. Una parola a parte spetta anche il picco di marea che viene previsto questa sera tra intorno alle 23:30 con circa 120 cm sul medio mare per quanto riguarda Venezia. È lecito aspettarsi qualcosa di meno a Chiosa proprio perché il vento dominante è lo scirocco. Quindi dopodiché molto velocemente ci sarà un miglioramento perché le correnti ruoteranno a nord-ovest e quindi libererà il campo appunto dalla nuvosità. Ancora domani mattina dovremo trovare qualche piovasco molto veloce ma poi subito rasserenamenti. Ci sentiamo domani.